Ma sulle dichiarazioni di Orsato, le dichiarazioni di Orsato sinceramente ti preannuncio una risposta non leggera, come ho sentito da altri. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Concetta, e che vaggerit vi devo dare del voi? Quando facete la pomarola mettiteci un po' di zucchero, se no è aspro. Si può mettere un po' di zucchero, sale, il basilico fresco, ovviamente, abbiamo la piantina. Sì, vai, tranquillo. Scusatemi, no, è perché lei è timida, però comunque mi fa una guida, citazioni importanti. Io sono Valerio Fluido da New York, per chi non mi conoscesse. Gli amici bellini invece lo sanno che è martedì e che quando è martedì ci sono martedì diversi tra loro, tutti i giorni, ma questo martedì è speciale ed è una dedica speciale a tutta la community che mi sta sostenendo in questo periodo, dove di musica ce n'è poca, ma c'è tanto approfondimento calcistico, perché noi guardiamo le partite, ci divertiamo, le reaction, andiamo live, do personalmente sfogo a chi vuole fare approfondimento, a chi vuole commentare e a chi è stufo delle solite banalità che ci propinano spesso in TV, quindi lo facciamo diversamente, ci siamo resi indipendenti e completamente liberi. La parola è la libertà unita alla cultura. Basta, godetevelo. Questo è il meme che precede ovviamente questa cosa, ispirato da un commento in una live. Signori e signore, perché le amiche belline non le dimentichiamo, sono bellissime, altro che belline. Paolo Del Genio. Amici bellini, per una volta non vi devo presentare e non vi devo assolutamente spiegare di chi si tratta. Ce l'abbiamo fatta, Paolo Del Genio è qui con noi, ti ringrazio tantissimo Paolo per la tua disponibilità. Eccoci qua, facendo subito una citazione per Totò quando dice: Sant'Antonio, non far venire le ragazze sono venute. Da dove finiranno la fine? Esattamente. Lo sai che sono preparato quasi quanto sono preparato sul calcio, su Totò? Lo so, ma infatti per questo io sono un tuo seguace da tempi immemori, perché non solo è come si vede il calcio, ma anche la preparazione culturale che c'è dietro a livello di Totò, a livello di musica, perché tu sai, e ne abbiamo parlato. Come no? Non ti faccio perdere tempo e passiamo subito al conquibus. Partita con il Benevento, tu che la vedi dallo stadio hai probabilmente anche delle impressioni diverse da noi. Io ho visto un calcio un po' più verticale, ma ho visto anche un po' più di ampiezza, lanci da una parte all'altra. Cosa ti è piaciuto e cosa magari ti è piaciuto di meno? Mi è piaciuto che il Napoli ha provato a fare quello che sa fare meglio, cioè questo calcio verticale. È finito il Napoli del calcio fraseggiato, poi siamo andati molto in confusione, non abbiamo scelto una via, anche se quest'anno all'inizio avevamo avuto delle indicazioni abbastanza chiare che invece questo calcio qui è quello che in questo momento ci appartiene. Poi errori di Gattuso, infortuni, assenze fondamentali come quella di Mertens, che è un giocatore chiave non solo per come gioca lui, ma per come fa muovere tutti i compagni con la sua intelligenza calcistica, e tutte queste cose messe insieme ci hanno portato in uno stato di confusione totale. Però l'unica via per uscirne secondo me è provare a fare il calcio che in questo momento possiamo fare meglio. Esattamente, e quando tu mi parli di il tipo di calcio, mi confermi, e tu lo dici da sempre, che il sistema di gioco, il modulo, alla fine lascia un pochino il tempo che trova, perché Napoli può giocare bene 4-3-3, ma gioca bene anche 4-2-3-1, quindi questa cosa l'abbiamo sdoganata. Sono forse più le caratteristiche dei giocatori che ti permettono di esprimere un tipo di calcio? Sì, perché io con questi calciatori che abbiamo adesso vedo un po' complicata la composizione di un centrocampo a 3 e quindi preferisco perché si mettono in orizzontale Fabian e Zielinski, secondo me rallentano un po', Fabian rallenta Zielinski se si va a porre in orizzontale. Se invece nel 4-2-3-1 sono posizionati tra loro in verticale, le giocate fra loro, che sono fondamentali, perché non è vero che non devono giocare insieme, devono occupare gli spazi giusti, ma possono e devono anzi giocare insieme, sono due giocatori di grande qualità, secondo me viene un po' meglio. Però in effetti poi non è che cambia molto, perché 4-2-3-1, 4-3-3, alla fine 3 centrocampisti giocano, uno un po' più alto, 2 più alti, e 1 o 2 più bassi, o è 1-2 o è 2-1, ma non è che cambia. È importante che si gioca questo calcio molto propositivo, verticale, coraggioso, perché noi appena cominciamo a proporre un calcio di eccessiva paura e di eccessiva preoccupazione, alla fine non blocchiamo gli avversari, blocchiamo solo le nostre qualità. È verissimo, è verissimo. Io ieri
ho visto un pochino anche una difesa un po' più alta, un po' più di coraggio, e mi chiedo e ti chiedo se la presenza di perché adesso si parlerà di Ghoulam e per forza io ti devo chiedere perché è un mistero, no? Io credo che un giocatore di quella qualità, se sta bene, gioca quasi sempre. Ma guarda, io non risolverò il mistero, non lo può risolvere nessuno, il mistero resterà, però una cosa su una cosa io mi sento abbastanza sicuro di poterla dire. Facciamo l'ipotesi negativa, che non ha recuperato del tutto e che comunque se gioca troppo può andare sotto stress da un punto di vista fisico e può essere pericoloso per gli incidenti che ha avuto. Facciamo tutto quello che vogliono, ma 45 minuti oppure una partita tipo quella di ieri, anche 90, con gli avversari che ti sollecitano molto poco la fase difensiva, ce ne sono tante di partite così, oppure partite dove era con i 5 cambi quest'anno dove poteva entrare all'inizio del secondo tempo per dare qualità a sinistra, ma insomma, ma perché quelle lì non le ha? Perché non ne ha? Per 6 mesi aveva giocato 44 minuti sto ragazzo. Il mistero, sinceramente, fino a un certo punto, io questo lo chiamo errore. Okay. È un errore di valutazione, secondo me, fatto dallo staff tecnico, non so da chi precisamente. Gli allenamenti fino a un certo punto bisogna avere il coraggio di vedere i giocatori nelle partite, farli recuperare quando sono giocatori così importanti. Fin quando ti aspetti che in allenamento ti dia tutte le risposte, ma finché non te le dà, ma fallo giocare e piano piano vedi che ti darà qualcosa. Ci sta, e queste sono quelle domande che fatte bene in conferenza stampa ci toglierebbero dei dubbi, ma purtroppo quando il Napoli parla non arrivano sempre le domande che io vorrei. È vero. Adesso questo. il Napoli conferma il silenzio stampa. Questo è vero, la domanda su Ghoulam va fatta bene, non va fatta Ghoulam ha recuperato o non ha recuperato, perché la domanda va fatta, ma Ghoulam è in questa condizione per la quale sicuramente può giocare ogni tanto, diciamo non sempre, ma ogni tanto. Che condizione era per la quale tu hai pensato di farlo giocare solo 44 minuti in 6 mesi? Che è successo negli ultimi 10 giorni che da 44 minuti in 6 mesi ne ha fatti 135 in 4 giorni? Non ci troviamo. È chiaro. Senti Paolo, tu tra pochissimi minuti andrai live in trasmissione 442 e sono sicuro che ti incalzeranno sulle dichiarazioni di Orsato. Ma sulle dichiarazioni di Orsato sinceramente ti preannuncio una risposta non leggera, come ho sentito da altri, perché la cosa che a me non piace è quando, allora, ce l'hanno fatta brutta, no? 3 anni fa ce l'hanno fatta sporca veramente, adesso basta sinceramente, perché già ci hanno tolto uno scudetto, adesso offendere la nostra intelligenza mi sembra una cosa ancora più grave, e ieri è stato fatto un tentativo di offendere l'intelligenza di tutti noi tifosi del Napoli, e questo lo rispediamo al mittente, perché loro hanno potere e va bene, fanno quello che vogliono e va bene, ma certamente non devono pensare che noi siamo stupidi, questo non lo devono mai pensare, quindi non c'è nessuna possibilità che quella vicenda venga raccontata in maniera diversa da come è stata raccontata da noi, cioè che se non c'era quella maglia in campo, cosa che era accaduta anche in altre partite quell'anno, il provvedimento sarebbe stato diverso. Orsato non deve raccontarci storielle grottesche, che lui era a 30 cm, a 50 cm, uno che ha arbitrato le finali dei mondiali, rispondere in quel modo è la seconda più grande brutta figura che ha fatto nella sua vita, perché la prima resta la sua espressione quando non cacciò il secondo giallo, ma non c'è proprio nessuna speranza che veramente ci possa fregare a noi Orsato ci ha fregato, Dio, per carità, no, c'è la possibilità, ci ha fregato, ma ci ha fregato perché c'ha il potere che c'ha, che si mette la giacchetta nera e dirige una gara così importante, e ci ha fregato, però non è che c'è la possibilità che ci freghi a noi con la dialettica e con le storielle, su questo per fortuna abbiamo, come dicevi anche tu prima, storia, cultura, che nascono dal fatto che abbiamo un'intelligenza media molto elevata noi napoletani, e quindi Orsato non ce la può mai fare su questo terreno. Paolo, in conclusione, uno sguardo già verso il Sassuolo, perché manca pochissimo, credi che possiamo recuperare qualche altro giocatore? Vedremo Demme, magari Osimhen, sai nulla? Ti vorrei rispondere con una battuta, Valerio, visto che io miracoli ci credi, non ci credi, allora da quando Ghoulam improvvisamente è tornato così in forma in 3 giorni incomincio a credere ai miracoli, visto che credo ai miracoli credo che possiamo anche nelle prossime 5 partite, 4 in trasferta difficilissime, possiamo fare punteggio pieno, perché ho incominciato a credere ai miracoli grazie a Ghoulam. E ci sta, perché io ci avevo perso la speranza. Però Ghoulam ci ha fatto riaprire, capito, queste speranze, perché evidentemente cambiano le cose in un giorno, no? Perché Ghoulam per 5 mesi non poteva giocare, adesso può giocare. Allora il Napoli per 5-6 mesi è stato inguardabile in campo,
Adesso può darsi che fa 5 grandi partite e la metto sul filo dell'ironia, sperando che poi da ironia si trasformi incredibilmente in una verità. In conclusionissima, e ti ringrazio ancora per la tua disponibilità, tu mi hai parlato sempre di sinergie tra i vari team, no? Il direttore tecnico con l'allenatore e con il presidente, è quello che forse è mancato. No, a gennaio assolutamente sì, ognuno ha pensato a se stesso. Visto che è plausibile che comunque Gattuso non rinnoverà e se ne andrà, noi dobbiamo guardare già al futuro, però con le idee chiare. Si sono fatti troppi nomi troppo diversi tra loro, perché c'è diverso da Allegri, da Benitez. Che cosa credi che ADL voglia fare? Fare il passaggio tipo da Mazzarri, Benitez in alto, poi in basso tra virgolette con Sarri, poi di nuovo in alto con Ancelotti, poi in basso con Gattuso? Però noi facciamo delle valutazioni in base alle caratteristiche tecniche diverse degli allenatori, e tu hai ragione, ognuno è diverso dall'altro, no? Sì. Da tutti i punti di vista. De Laurentiis invece fa le sue valutazioni in base a quelle sue famose, così le chiamò, interviste che fa agli allenatori, chi lo colpisce più da un certo punto di vista umano, che lui ritiene più possibilmente adattabile per la nostra piazza, è quello che poi diventa il prescelto. Devo dire la verità, che è una formula un po' particolare per scegliere gli allenatori, però finora male non è andata, perché poi comunque qualcuno è andato benissimo, qualcuno bene, e poi in pochi casi le cose non sono andate per il verso giusto. Quindi fidiamoci anche qui della fortuna e dell'intuizione giusta di Aurelio, che probabilmente ancora una volta non prenderà la sua prima scelta, ma molte volte per gli allenatori, prendendo la quarta, quinta scelta, poi si è rivelata migliore di quella che sarebbe stata la prima. Quando spesso noi gridiamo al ridimensionamento, invece ci va meglio. Guardi, esce l'anno buono, ma sicuro questo. Paolo, io non so come ringraziarti per la tua disponibilità. Niente, vale. La community del Caffè Napoli 1926 da New York, ma in tutto il mondo ovviamente. A che ore sono da voi, Valerio? Qui sono le 11:50 del mattino. Buona giornata allora a tutti. Buon lavoro a te 442, vado subito ad ascoltarti in diretta. E dopo seguimi anche a Telea in TV, pure lo riesci a vedere, no? Attraverso tutto Napoli, penso che non me ne perdo una, e nel caso poi vado a vedermela in differita, lo sai. Grazie assai, un abbraccio. Grazie a te. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, poi c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.